Tanto tempo fa, quando ancora i nuraghi erano abitati, in un villaggio della Sardegna viveva un uomo molto malato. Una notte sognò di trovarsi in un luogo a lui sconosciuto, mentre camminava in mezzo a delle statue di pietra che avevano l'aria di essere dei guerrieri. La mattina seguente decise di mettersi alla ricerca di quel luogo. Iniziò a chiedere informazioni a tutti gli abitanti del suo villaggio, tuttavia all'inizio non trovò alcuna risposta, fino a quando incontrò una vecchietta che gli rivelò che si trovava proprio lì vicino. Il giorno dopo decise di recarvisi e dopo poco finalmente giunse al luogo tanto agognato. Non appena vi mise piede fu investito da un senso di pace assoluta. Benché quegli eroi di pietra gli incutessero un po' di soggezione, allo stesso tempo lo facevano sentire al sicuro, come se neanche la morte imminente lo potesse spaventare. Dopo quel giorno continuò a visitare quel luogo, che riusciva ad infondergli un senso di pace e sicurezza, fino alla fine dei giorni. Nonostante io e lui siamo vissuti in epoche molto diverse, oggi, trovandomi di fronte a queste statue, percepisco le sue stesse sensazioni.